Dinamica, la radio accoglie tutte le novità anche in modo reale, in tempo reale, al momento. E proprio a proposito di novità, il buongiorno rinnovato da parte di Semi Varin, ci colleghiamo con Roma. La novità ce la racconta il collega Mimo Magnetta, che ben conoscete perché è titolare di un'importante trasmissione pomeridiana. Si parla di sicurezza, si parla del DL sicurezza, diventato legge, e dell'impatto di questa legge anche sul settore penitenziario e sul corpo di polizia penitenziaria. Mimo Magnetta, la linea a te, anche in video. Ciao, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono qui alla Sala Salvadori del Parlamento a Roma e appunto stiamo aspettando, assieme a tanti intervenuti, che arrivino i vari politici che devono partecipare a questo evento. C'era qua il sottosegretario Stellari, ma mi è scappato. Appena lo riacchiappo, facciamo dire due parole. E comunque appunto vi sto facendo vedere quanta gente c'è. Questi sono tutti operatori, tutti funzionari delle forze della polizia penitenziaria, appunto, che sono oggi radunati per discutere appunto di quello che è l'impatto del decreto di sicurezza sul settore penitenziario e sul corpo della polizia penitenziaria, che appunto ultimamente sta passando un sacco di problematiche. Sto vedendo, c'è l'altro co-conduttore della trasmissione, Antonio Fellone, che è quello che condurrà i lavori, sta girando, sta saltellando da una parte all'altra e vabbè, casomai appena cominciano ad arrivare i primi politici mi ridai la linea. Certo, e io intanto ricordo, Mimmo, questo convegno e gli ospiti di questo convegno, naturalmente Fellone, Antonio Fellone, che è responsabile Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega, ma avremo il capogruppo della Lega, i capigruppo Molinari alla Camera, Romeo al Senato, ci sarà il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Ostellari, lo stesso Matteo Salvini in un intervento. Insomma, si parla di sicurezza a tutto tondo, mentre quasi nessuno, lo vogliamo ricordare, ne ha parlato in televisione, sui giornali. Leggi importanti per un momento del genere in tutti i sensi, perché sappiamo quello che sta succedendo a livello internazionale. Allora, se sei d'accordo, Magnetta, ci fermiamo per qualche minuto, ma diamo un pezzo musicale e poi naturalmente l'occhio per chi ci guarda sul 252 sui social, ma anche l'orecchio rimane lì da voi presso la Camera dei Deputati Sala Salvadori, dove tra pochissimo parte questo convegno sull'impatto del DL sicurezza anche nel campo penitenziario e nel campo della polizia penitenziaria. Va bene, Sammy, d'accordo, dai. Allora ci fermiamo, linea a Sabrina Russo, lassa correre un munno per qualche minuto in attesa di collegarci con Roma. Il treno è in ritardo di 95 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Tutti i giorni sempre con la stessa storia, mentre si cammina per questa città nulla ci risulta come stabilito e ogni volta c'è una nuova novità. Ora ad aspettare ciò che non arriverà mai. Allontanarsi dalla linea gialla. Per quelli che come me sono di corsa devono sempre avere il piano B, e nel caso avrai bisogno di pagare il POS non potrebbe funzionare lì. Ah, dimenticavo che all'angolo tu devi scappare. Da chi? E voi cazzettini. E lascio correre una gomma va, tanti non voglio furia
che sta città e la corrono mondo come va a vivere tutta questa gente te ne storia racconta e la corrono mondo come va so belle righe street street e che sta città e la corrono mondo come va a noi ci basta che stare oh ci arrabbiare. Tutti i giorni rischio la mia stessa vita, anche solo per attraversare un po'. Dai, non ti incantare, muoviti a cantare, devi rimanere qui. Dove? Qui a Napoli. E la corrono mondo come va, tanti non voglio fuia che sta città. E la corrono mondo come va, a vivere tutta questa gente te ne storia racconta. E la corrono mondo come va, so belle big street street e che sta città. E la corrono mondo come va, a noi ci basta che stare, oh ci arrabbiare. Corrono mondo come va, tanti non voglio fuia che sta città e la corrono mondo come va, a vivere tutta questa gente te ne storia racconta e la corrono mondo come va, so belle big street street e che sta città e la corrono mondo come va, a noi ci basta che stare, oh ci arrabbiare. Il treno che precedentemente era in ritardo è stato cancellato. Ci scusiamo per il disagio. Non sono mai mancate e non mancheranno mai le lingue e i dialetti sul nostro canale. La Saccorrere Omunno è l'ultimo pezzo di Sabrina Russo. Come va? Giovane cantautrice di Sant'Antimo, Napoli, laureata in canto jazz e composizione e arrangiamento jazz. Qui canta la resistenza gentile a combattere le battaglie di tutti i giorni, perché non tutto si può cambiare come si vorrebbe e giustamente bisogna anche farci un sorriso ogni tanto. Lunedì 7 luglio sarà con noi e presente proprio su questo canale. Faremo 4 chiacchiere con questa giovanissima artista. Intanto domani, se non erro, diventa presidente di giuria a Villa del Rio a Sant'Antimo in provincia di Napoli. Da Napoli al nord parliamo di Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Al nord e non solo, avete capito, stiamo per collegarci con la Camera dei Deputati per questo convegno sulla sicurezza, interessante perché parlano pezzi grossi della Lega, ma soprattutto raccontano la caduta di questo settore, di questo DL in altri ambiti che non sono sempre quelli magari di cui parliamo ogni giorno su queste frequenze, quindi arresti più facili in certi casi, reati che vengono puniti in maniera diversificata. In questo caso parleremo del settore penitenziario e del corpo di polizia penitenziaria, argomento caro a molti, ma lo sapete, abbiamo anche esponenti di questo campo che parlano su queste frequenze. Tra pochissimo appunto il collegamento con Roma, ma nel frattempo certamente gli appuntamenti da non scordare targati Lega. E ce l'ho qua Roberto Vannacci che sta girando l'Italia. In questo caso oggi il 25, sì, sarà a San Marco in Lamis, in Puglia, con Roberto Marti, Rossano Sasso e il consigliere Napoleone Cera. In quella situazione si parla di controcorrente, idee fuori dal pensiero unico. Enzo Magistà, direttore di TG Norba, intervisterà l'onorevole Roberto Vannacci e interverranno, come vi dicevo, questi rappresentanti della Lega, il senatore Roberto Marti, che è presidente della Commissione Cultura del Senato,
l'onorevole Rossano Sasso, che è capogruppo della Lega nella Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, e il consigliere Napoleone Cera. 25 giugno, questa sera, oggi, ore 20:30, a San Marco in Lamis, piazza Madonna delle Grazie. Sempre Vannacci, domani 26 giugno, mattina, ore 10, appuntamento a Foggia con il generale Vannacci, e in questo caso l'appuntamento è presso l'Altro Cinema Cicolella, via Duomo 11, zona Cattedrale, ex Sala Dante, proprio in quelle di Foggia. Se avete parenti o amici, potete ricordarglielo. Altri appuntamenti da non scordare, in questo caso per sempre domani 26 giugno siamo a Roma, Sala Caduti di Nassiria, su iniziativa del senatore Patrizio Giacomo La Pietra, una conferenza stampa dedicata a l'arte della pace. Tra gli intervenuti anche il nostro onorevole Manuel Vescovi, grandissimo, ma c'è anche il cantautore Igor Nogarotto, cantautore e scrittore che spesso abbiamo trasmesso su queste frequenze. Andiamo a Paestum, Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, siamo in provincia di Salerno. Domani giovedì 26 giugno alle 14 il quarto congresso nazionale dell'Associazione Nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione, presso il centro congressi Ariston, via Laura 13, Paestum, giovedì 26 giugno, ore 14. Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Sono gli appuntamenti da non scordare targati Lega, che trovate sul sito legaonline.it, dove trovate anche tutti gli interventi dei colleghi della Lega. Altro evento da non scordare, sabato 28 giugno, ore 14:30, presso Villa Isabella, Stazzo di Acireale, Catania, appuntamento con gli europarlamentari della Lega Patrioti per l'Europa, presente anche il commissario regionale della Lega Nino Germanà, insieme ai deputati nazionali e regionali del partito. Questo sabato 28 giugno, ore 14:30, Villa Isabella, Stazzo di Acireale. Appuntamenti importanti anche nel mese di luglio per chi non va in vacanza e giustamente vuole sentire parlare da parte di qualcuno che si fa sentire davvero, e in questo caso Anna Cisint con Silvia Sardone. Ragazzi, coppia è potentissima. 4 luglio, Milano, ore 11, via Valsolda 21. Basta moschee abusive, basta estremismo islamico. Presidio contro gli abusi dei centri di preghiera musulmani non autorizzati. Avete sentito che oggi sui giornali ne parlano? Gli danno anche il 5 per 1000 adesso a questi. Sono centri culturali, sono onlus. Un presidio il 4 luglio alle 11 a Milano in via Valsolda con la Lega, con Anna Cisint, con Silvia Sardone, per farci sentire contro gli abusi dei centri di preghiera musulmani non autorizzati, i predicatori che diffondono il fondamentalismo islamico a sostegno anche della popolazione iraniana, da decenni vittima del regime islamico degli Ayatollah. Roba potente, il 4 luglio a Milano, via Valsolda 21, area parcheggio, a partire dalle 11, arrivano Anna Cisint e Silvia Sardone, europarlamentari della Lega. Siamo in attesa di collegarci con Roma e io intanto proseguo gli eventi targati Lega sul territorio. Siamo in provincia di Bergamo, lo sapete, una delle zone dove si fanno più feste, e che feste, ragazzi miei. Vediamo come siamo messi. C'è la festa di Pontida, dal 17 al 20 luglio, Pontida, Bergamo, piazza Tera de Bergam, la festa annuale della Lega. Poi a settembre, lo sapete, la festa nazionale della Lega, l'evento nazionale annuale della Lega è a settembre quest'anno. Sempre in provincia di Bergamo, da segnalarvi a Bolgare presso il parco Nocchetto dal 22 al 31 agosto, festa della Lega. Algua, centro sportivo di Rigosa, sempre nella Bergamasca, 23 agosto, festa della Lega.
a Verdello, area feste, via Andreoletti, dal 21 al 25 agosto, festa della Lega. A Palazzago siamo dal 30 ottobre al 2 novembre, anche qui una storica festa della Lega in via Annunciata. Appuntamenti da non scordare targati Lega, il sito legaonline.it, dove trovate anche tutte le informazioni su come fare la tessera della Lega, e questa la potete fare tranquillamente online. Poi chiaro, il punto successivo è cercare, e la trovate sicuramente, una sede, una sezione della Lega vicino a casa vostra per parlare di buona politica, per dare delle idee alla buona politica, perché noi non stiamo lì soltanto a raccontarla, noi ascoltiamo, e questo è importante. Ognuno di voi può dare il proprio contributo, anche se semplicemente siete simpatizzanti, ma avete qualcosa da segnalare che riguarda il vostro paese, la vostra città. Cercate la sezione della Lega a voi più vicina. Ci colleghiamo con Roma certamente per questo convegno. Diamo la linea direttamente al convegno in Sala Salvadoria della Camera. In modo particolare a fare un incontro simile semplicemente perché l'ultimo decreto sicurezza ha portato delle modifiche fondamentali per le forze di polizia e quindi di conseguenza anche per la polizia penitenziaria, che comunque, contrariamente a quello che pensa qualcuno, noi siamo un corpo non di serie A, di più. Intanto volevo ringraziare il ministro Salvini per la presenza, il sottosegretario Nicola Molteni, il sottosegretario Andrea Stellari, e poi arriveranno il capogruppo alla Camera, l'onorevole Molinari, che sta entrando adesso, e il capogruppo al Senato, il senatore Romeo. Dicevo, è fondamentale incontrarsi, è fondamentale far passare il messaggio che la Lega è sul pezzo, perché bisogna solo ricordare alcuni passaggi per noi operatori del settore fondamentali, che sono quelle di 10.500 assunzioni in 2 anni e mezzo fatte dal governo Lega, quindi veramente tantissima roba. Noi come polizia penitenziaria non eravamo abituati. I nostri concorsi erano 200 più 100, 300 più 100, 400, 500. Da 2 anni e mezzo stiamo vedendo concorsi da 1.500, 2.000, adesso verranno messi in servizio a settembre 2.200 poliziotti penitenziari e entro l'anno ne partiranno altri 3.200. Quindi un applauso al governo perché sta riconoscendo l'importanza del corpo di polizia penitenziaria, che come ho detto prima è un corpo assoluto di serie A. Detto ciò, io non mi voglio dilungare perché voglio lasciare la parola a chi veramente sta facendo tanto per noi. Ci tenevo solo a fare un passaggio, approfittando della presenza del ministro Salvini, che è quello riguardante un problema annoso e secondo me quello più grave che affligge il corpo di polizia penitenziaria e quindi di conseguenza gli istituti penitenziari, i detenuti stranieri. Purtroppo so che il governo sta lavorando in questa direzione, però noi se andiamo a guardare statisticamente il 90% degli eventi critici vede protagonisti i detenuti provenienti da altri paesi. Diciamo che il Maghreb in assoluto è quello peggiore, quindi dobbiamo assistere ad aggressioni, minacce, perché queste sono persone assolutamente non avvezze al rispetto delle regole, aggressive, non riconoscono l'uniforme, ma soprattutto non riconoscono lo Stato che li ospita, quindi vogliono fare i padroni a casa nostra. Noi come poliziotti penitenziari siamo stanchi perché per ricordare che noi in istituto siamo a mani vuote, quindi poi questo è un qualcosa che successivamente rappresenterà il sottosegretario Stellari, perché come sempre la Lega non è ferma e anche su questo si sta lavorando per apportare delle modifiche. Quindi lo chiedo a gran voce, ma perché me lo chiedono tutti i poliziotti del territorio. Mandiamoli a casa loro, perché a casa nostra non sanno stare. Detto ciò, passo la parola al ministro Salvini, vice premier, e grazie ancora per essere intervenuto. E viva sempre la polizia penitenziaria. Grazie. Poi nel merito diretto entrano Nicola e Andrea che ci lavorano con funzioni di governo sia agli interni che alla giustizia, facendo entrambi un lavoro prezioso, e poi
Riccardo su quelli che sono stati e quelli che saranno i lavori in aula, perché il decreto sicurezza non è un punto d'arrivo, ma è una tappa, è un punto di partenza che mette alcuni puntini sulle i, però sicuramente non chiude il tema sicurezza, soprattutto nelle carceri, soprattutto negli istituti. Ricordo anche nella scorsa legislatura, al di là degli interventi che poi possono essere di nostra diretta competenza sulle mura, sulla sistemazione, sui tetti, sull'aria condizionata, sui nuovi istituti, e penso a quello di Forlì che ero andato a visitare, perché ci sono alcune carceri che oggi sia per i detenuti che soprattutto per i lavoratori non dovrebbero essere aperte dal mio punto di vista, dal punto di vista della norma e della tutela della salute e della sicurezza, soprattutto per gli operatori. E poi, appunto, al di là di tutti i sistemi di difesa e di autotutela, è frustrante che la polizia penitenziaria, lo dico dal mio punto di vista, sia poco presente sui giornali rispetto ad altre forze dell'ordine, e quando è presente sui giornali è perché ci viene attaccata, è perché ci sono degli aguzzini, è perché ci sono dei torturatori, è perché c'è gente che, non avendo di meglio da fare, mette le mani addosso a Tizio o Caio. Ecco, un'altra missione è, e lo dico ad Andrea Nicola, a proposito del famoso reato di tortura, è di circoscrivere, definire ed evitare che, siccome di là non ci sono spese legali, c'è l'avvocato d'ufficio perenne, quindi puoi denunciare lo stesso agente una volta, 5 volte, 10 volte, 20 volte, e poi lavorare in quelle condizioni è difficile. Siccome io ritengo che gli agenti della penitenziaria non siano dei potenziali delinquenti o torturatori, ma svolgano un lavoro ai più oscuro ma assolutamente prezioso, in condizioni complicatissime, perché visito per lavoro tanti istituti, è chiaro che se non c'è l'aria condizionata d'estate non c'è per i detenuti, che se sono dentro qualche cosina evidentemente l'hanno commesso, però i lavoratori sono dentro per lavoro, per missione, per vocazione, e quindi ecco, però finire sui giornali come torturatori, finire senza stipendio, finire pubblicati con nome, cognome, volto sui giornali, per poi magari veder finire il fascicolo in nulla, perché si trattava dell'ennesima mutad del ricattatore di professione. Ecco, rivedere, circoscrivere e precisare questo cosiddetto reato di tortura per permettere agli agenti di fare serenamente il loro lavoro, secondo me è assolutamente da fare. E chi se non la Lega lo può fare, perché è chiaro che poi alcuni ben pensanti, alcuni anime belle del politicamente corretto, ma come nel decreto sicurezza, peraltro ho letto articoli surreali, Nicola, sul fatto che c'è licenza di uccidere per poliziotti e carabinieri e sciocchezze di questo genere, uscendo dagli istituti e tornando su strada è frustrante. L'ultimo caso è stato solo l'ennesimo caso che un agente di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle sue funzioni, per difendere se stesso o l'altrui incolumità, debba essere costretto come ultima istanza, come extrema ratio, a usare l'arma, ferendo o magari purtroppo uccidendo qualcuno, c'è l'atto dovuto dell'iscrizione nel registro degli indagati. Se un poliziotto o un carabiniere reagiscono per difendere se stessi o gli altri, non esiste nessun atto dovuto che ti debba sputtanare sui giornali, perché non sei il delinquente, sei il... Quindi... E anche su questo se ne sono lette, però non penso che ci siano pistoleri che un mercoledì, ora di pranzo, non sapendo cos'altro fare a Roma, piuttosto che a Rebibbia, sparino o torturino per far passare le ore prima di timbrare e di togliersi la divisa. Come sono persone che rischiano la vita per fare il loro lavoro,
e quindi io ritengo che metterle nelle migliori condizioni possibili per fare il loro lavoro sia fondamentale, ma questo vale anche per l'utilizzo del taser esteso a tutte le forze dell'ordine, che ne dica qualche fenomeno sta dando risultati eccezionali e sta evitando innumerevoli problemi sia agli agenti che agli stessi delinquenti, perché spesso e volentieri altrimenti si è costretti a operare in altra maniera. Quindi conto che la giornata di oggi, ringraziando tutti voi per essere qua, perché avete sottratto tempo al lavoro, alla professione e alla famiglia, però contate su di noi. Abbiamo 2 anni, perché mancano 2 anni alla fine della legislatura. È inusuale che un governo duri per 5 anni, e quindi lo dico poi da ministro dei trasporti, dove con soddisfazione succede l'inverso di quello che accadeva fino a un po' di tempo fa. Ogni tanto quando vado alle riunioni all'estero vedo che è cambiato il collega francese, è cambiato il collega tedesco, è cambiato il collega spagnolo, e noi siamo lì. Quindi 2 anni passano in fretta. Quindi se ciascuno di voi, se ciascuna delle professioni uniche, perché ciascuno di voi ha una professionalità, una storia, un passato, un presente e un futuro unici, se ciascuno di voi in questi 2 anni riesce a mettersi in condizioni di mettere a terra tante battaglie che magari proviamo a portare a casa da 10, 20, 30 anni, e in alcuni casi l'abbiamo visto, stanno arrivando alla luce adesso, perché non tutto succede come vorremmo e quando vorremmo, però 2 anni sono preziosi. Con questa maggioranza, con questa coalizione, con questo assetto di governo, con questi equilibri, con questa sensibilità popolare, con questa voglia di giustizia, di serenità, di legalità, di tranquillità che hanno le mamme, che hanno i figli, perché ce lo diciamo sottovoce, noi ce la stiamo mettendo tutta, però ormai il problema non è solo la periferia, Corviale, Tor Bella Monaca, piuttosto che il Gratosoglio o Quartoggiaro a Milano. Il problema è nel centro di Roma, di Milano, di Bologna, di Genova, di Torino, e quindi rimettere un po' di cosine a posto. E abbiamo 2 anni e tutta l'intenzione di farlo, quindi se ciascuno di voi, come associazioni, come sindacati, come singole e come singoli, non uso l'asterisco e quindi continuo a usare il femminile e il maschile, se ciascuno di voi ci mette in condizioni di dare il massimo, in 2 anni si può fare tanto. Questi 2 anni e mezzo un po' di mattoncini li abbiamo messi, però siccome abbiamo seminato negli ultimi 2 anni, conto che la polizia penitenziaria possa assurgere agli onori che merita e quindi finire anche mediaticamente in televisione, sulla Rai, su Mediaset e sui giornali, non solo quando c'è il micro problema denunciato dal macro delinquente, ma per l'enorme lavoro, per l'enorme sforzo che fate, perché ripeto, io ho fatto il ministro dell'interno e quindi per me la Polizia di Stato è un pezzo di me, l'Arma dei Carabinieri fa un lavoro incredibile, hanno responsabilità enormi, rischi enormi, però escono, però sono fuori. Però il cittadino che li incontra in metropolitana o in San Pietro gli può stringere la mano, gli può offrire un sorriso, gli può dire grazie. Chi invece tutela la sicurezza non fuori ma dentro, diciamo che spesso invece del sorriso ha la lametta, lo sputo, l'insulto, la bestemmia, lo spintone, lo sghignazzo, tanto se ti faccio qualcosa non ci stanno le telecamere, sei da solo. Sono stato a Bolzano e ci sono ragazzi che da soli fanno un turno, quindi è chiaro che non hai magari anche le gratificazioni che altri agenti in divisa che fanno altri lavori hanno. Quindi al di là delle chiacchiere, perché un agente della penitenziaria che oggi pomeriggio torna a Rebibbia o a Regina Coeli, delle chiacchiere se ne fa poco, abbiamo 2 anni per mettere a terra delle cose concrete e valide che magari verranno criticate, però noi della Lega siamo abituati e quindi se riteniamo che una cosa sia giusta andiamo fino in fondo. Grazie e buon lavoro a tutti. Eccoci, prima di passare la parola all'onorevole Molinari, siccome che oggi era la giornata anche della presentazione dei dipartimenti regionali, volevo ringraziare singolarmente ogni persona che ha dato la disponibilità, ed è veramente persone che ci stanno mettendo l'anima su tutto il territorio nazionale, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, questo è importante, che vuol dire che la polizia penitenziaria va.
Niente, la dottoressa Adriana Ciciriello per la Puglia, c'è il dottor Massimo Bertini per l'Emilia Romagna, la dottoressa Cristina Busà per la Calabria, il dottor Raffaele Cristofaro per la Campania, la dottoressa Elettra Palmieri per la Sardegna, la dottoressa Forcina Patrizia per le Marche, il dottor Giovanni Schiavone per la Toscana, il dottor Giurato Roberto dell'Alto Adige, il dottor Luigi Zaccaria per il Lazio, che ringrazio particolarmente, che mi ha dato una mano all'organizzazione del convegno, grazie veramente. Il dottor Matteo Ricucci per Val d'Aosta, il dottor Nappi Claudio per il Triveneto, il dottor Pierangelo Cesare per il Molise, il dottor Aldo Scalzo per la Lombardia, il dottor Dottavio Stefani per la Basilicata, il dottor Bevilacqua Alessio per la Liguria, il dottor Mangiafico Sebastiano per la Sicilia e la dottoressa Giaccardi Simona per il Piemonte. Grazie davvero, andiamo avanti. Ci tengo solo a precisare che adesso inizieremo sui territori, perché ogni territorio dovrà sentire la nostra voce, quindi organizzeremo per ogni singola regione un incontro per la Polizia Penitenziaria. Niente, do la parola al capogruppo della Lega alla Camera, all'onorevole Molinari. Buongiorno a tutti, prima di tutto complimenti per l'organizzazione di questo incontro e buon lavoro ai nuovi responsabili del Dipartimento in oggetto, quindi il Dipartimento sulle carceri e la Polizia Penitenziaria, perché è un lavoro importante quello che dovrete fare, come è un lavoro importante quello che stanno facendo tutti i dipartimenti. 2 settimane fa abbiamo fatto un incontro simile al Senato, sempre sul tema del decreto sicurezza, con l'altro dipartimento, quindi col Dipartimento Sicurezza e Polizia, dove abbiamo cercato di mettere in evidenza sia quelli che sono stati gli aspetti generali del provvedimento, sia poi le norme specifiche a tutela delle forze dell'ordine di polizia e carabinieri. Oggi ci concentriamo sulla parte che riguarda le carceri, però visto che il segretario ha già detto quali saranno le iniziative parlamentari che dovremmo intraprendere nei prossimi mesi, anzi nei prossimi 2 anni, per completare o comunque migliorare questo lavoro, vorrei rifare un riferimento a come è nato questo decreto, dove va detto il lavoro dei dipartimenti e soprattutto il lavoro di produzione legislativa della Lega è stato determinante, questo dobbiamo ricordarlo sempre. Il decreto sicurezza è certamente un successo di questo governo, ma visto che io ho esperienza diretta e ho avuto modo di seguirlo passo per passo, vi posso garantire che le norme più caratterizzanti di questo decreto sono figlie di proposte di legge che la Lega ha presentato nella passata legislatura e in questa legislatura e che non erano arrivati al termine, o anche, una volta uscito il disegno di legge sicurezza, di emendamenti presentati dalla Lega durante il suo iter parlamentare. Un iter parlamentare che, a differenza di quello che dice l'opposizione, è stato lungo e complesso, c'è stato un ampio dibattito su questo argomento, quindi non è vero che ci sono state forzature della maggioranza o contrazione di quelli che sono i tempi del dibattito. Io voglio ricordare che il disegno di legge sicurezza è arrivato alla Camera nel novembre del 2023 ed è stato licenziato dalla Camera nell'estate scorsa, quindi nel giugno dell'anno scorso, poi è andato al Senato. Poi, come sapete, l'iter si è fermato, è uscito il decreto ed è stato approvato definitivamente poche settimane fa. Però capite quanto tempo c'è stato per dibatterne qui alla Camera, in commissione, in aula, e quanto tempo c'è stato poi per dibatterne in Senato. E io dico sempre anche un'altra cosa, che l'unico provvedimento su cui abbiamo avuto un'opposizione che ha fatto una opposizione strenua, ha fatto ostruzionismo, è stato questo provvedimento e l'autonomia differenziata. 2 provvedimenti marchiati dalla Lega, quindi io sono sempre più convinto che all'interno di questo governo la forza che davvero ha il potere, le idee per cambiare le cose, tanto che porta le opposizioni a fare ostruzionismo, siamo noi, e questo lo dicono i fatti, perché sono gli unici 2 provvedimenti su cui abbiamo avuto un atteggiamento assolutamente ostruzionistico da parte loro. E un'altra delle narrazioni che viene fatta sul decreto sicurezza è che è stato un decreto solo repressivo, che ha puntato soltanto a criminalizzare i delinquenti, che ha portato soltanto all'inasprimento delle pene, e invece non è così. L'accusa che ci viene fatta di non aver agito, diciamo, sulle cause sociali che portano al disagio, sul fatto di avere questo approccio panpenalistico, è smentito dai fatti. Abbiamo spiegato 2 settimane fa perché sul fronte, diciamo, della sicurezza in strada, e oggi cercheremo di spiegarlo anche sul fronte della penitenziaria e di quello che succede nelle carceri. Parto proprio da qua. Vedete,
ci si è concentrati molto sul nuovo reato di rivolta carceraria e noi abbiamo avuto modo di spiegare anche nel dibattito parlamentare che condannare il reato di rivolta carceraria non vuol dire impedire le manifestazioni pacifiche, non vuol dire impedire le proteste. Stesso discorso che vale per quello che succede all'esterno, tutta la polemica sul blocco stradale, sul fatto che si impedisce di esprimere il dissenso. Siamo un paese dove ci sono, ho perso il conto degli scioperi, ho perso il conto delle manifestazioni, quindi direi che ci mancherebbe altro, direi che non c'è nessun pericolo democratico nel nostro paese. Ecco, ma un conto è la protesta pacifica, legittima, un conto è la violenza, un conto sono i blocchi stradali, un conto sono le rivolte in carcere, cioè il momento in cui si usa violenza o si impedisce a voi, agli operatori delle forze della polizia penitenziaria, di mantenere l'ordine all'interno delle strutture. Questo è il reato che è stato creato questo reato con delle conseguenze punitive per i soggetti, perché è previsto che questo reato diventi un reato ostativo per i benefici penitenziari. Abbiamo allargato le maglie dei reati ostativi prevedendo anche l'istigazione a delinquere aggravate e l'arruolamento con finalità terroristiche, e quindi questa è la parte repressiva, ma allo stesso tempo abbiamo voluto aumentare anche i benefici per la reintegrazione sociale dei detenuti che invece si comportano bene. Questo non viene mai detto. Ci si concentra solo sulla parte repressiva, che dal nostro punto di vista è sacrosanto, in primis, come ha già detto il segretario, a tutela della vostra incolumità. È una tutela in più per voi che chi è in carcere sappia che se usa violenza o vi impedisce di fare il vostro lavoro resta lì dentro e non ha i benefici. Quindi siamo fermamente convinti di aver fatto la cosa giusta, come allo stesso tempo siamo convinti di aver fatto la cosa giusta prevedendo invece la possibilità di aumentare gli sgravi fiscali per le imprese che permettono ai detenuti che hanno i benefici penitenziari e che lavorano fuori dal carcere di poter avere un percorso di reintegrazione sociale. E quindi incentiviamo le aziende fuori dai carceri a utilizzare i detenuti che hanno i permessi, sia per aiutare le aziende, sia per aiutare chi deve reinserirsi nella società. Stessa cosa dicasi per la possibilità dell'apprendistato professionalizzante che abbiamo previsto sempre per chi gode dei benefici penitenziari. E per venire poi alla parte operativa, diciamo, sul vostro lavoro, il tema delle bodycam è un tema che è importante sia per chi è in strada sia per voi che siete nelle carceri, e questo è particolare perché vedete, in un paese normale la bodycam dovrebbe essere a tutela dell'eventuale manifestante o dell'eventuale carcerato. Noi siamo forse l'unico paese al mondo dove la bodycam diventa uno strumento di tutela per la gente che deve fare il suo lavoro, perché senza una bodycam che ricostruisce la dinamica chi rischia di finire sotto processo è la gente e non chi ha fatto la rivolta o chi ha commesso un delitto. Quindi l'uso della bodycam all'interno delle strutture carcerarie dal nostro punto di vista sarà una garanzia ulteriore, uno strumento in più per poter svolgere in serenità il vostro lavoro. E poi ora non voglio dilungarmi su altri aspetti, su tutta la parte strutturale anche di cui dirà il sottosegretario Stellari, perché anche qui, come sulle forze di polizia, non c'è solo la parte appunto delle nuove norme repressive, delle nuove norme penali, ma c'è anche tutta una parte di investimenti, di finanziamenti per ampliare i corpi. Sulla polizia voglio ricordare il 1 miliardo di euro che ha ottenuto il sottosegretario Molteni, diviso in 100 milioni all'anno per superare il turnover, quindi per integrare più agenti di polizia rispetto a quelli che vanno in pensione, sulla parte della polizia penitenziaria, vi dirà Ostellari, ma anche sulla parte strutturale delle carceri, perché come ricordava il segretario prima, sappiamo perfettamente in quali condizioni voi dobbiate lavorare, in quali condizioni purtroppo molto spesso anche i detenuti debbano vivere, e quindi sappiamo perfettamente che il problema delle carceri o della sicurezza non si risolve con le norme penali o con i benefici carcerari, con la riforma dell'ordinamento penitenziario dei benefici carcerari. Sappiamo che è necessario anche l'intervento strutturale, quello che diciamo con forza è che una cosa non esclude l'altra, e il gioco che fa l'opposizione è sempre quello di concentrarsi su un aspetto lasciando intendere che non ci occupiamo del resto. Oggi, insomma, vi dimostreremo che anche dal punto di vista degli investimenti per le strutture stiamo facendo un lavoro importante, perché siamo consapevoli che l'approccio debba essere complessivo e non settoriale. Grazie. Adesso farmi un po' di treni che vi portano a casa, quindi grazie dal profondo del cuore, se scusa di quello. Arrivederci a tutti. Adesso diamo la parola al sottosegretario Molteni. Intanto grazie anche a te. Sì, grazie a te Antonio, io sarò velocissimo, poi lasciamo Andrea
illustrazione complessiva, dico soltanto due cose. Io lunedì, l'altro ieri, sono andato a Taranto, sono andato al commissariato di Grottaglie, dove ho incontrato i due poliziotti eroi, servitori dello Stato, Ivan e Giuseppe, e ho portato il saluto, l'affetto, l'abbraccio di 60 milioni di italiani. Ivan e Giuseppe hanno fatto esattamente quello che la legge gli impone, arrestare dei delinquenti, no, tra l'altro delinquenti che hanno ammazzato brutalmente un brigadiere, Carlo Le Grottaglie. Ho portato il loro affetto, sono due padri di famiglia, sono due grandi professionisti, e oltre all'affetto, alla vicinanza e alla pacca sulla spalla utile e necessaria, credo, gli abbiamo portato in dote la tutela legale economica, quindi lo Stato manleva il poliziotto, il carabiniere, l'agente della polizia penitenziaria per i costi e per le spese che il processo comporta, ma abbiamo portato anche un'altra speranza, accanto alla tutela legale processuale, l'impegno in modo particolare, lo dico in modo molto chiaro, di Andrea Ostellari sulla tutela processuale o tutela procedimentale, e quindi il superamento del cosiddetto atto dovuto, evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per il poliziotto che fa esattamente il proprio dovere, è necessaria, indispensabile ed è una priorità che non può essere rimandata, perché la conseguenza e il rischio per il poliziotto o comunque per chi indossa una divisa che va a processo per atto dovuto sono serie penalizzazioni di natura economica, di carriera e di provvedimenti disciplinari. Quindi questa è, e quindi il passo in più che diceva prima Salvini, che il decreto sicurezza non è il punto d'arrivo ma è il punto di partenza, peraltro sta esattamente qui. E con Andrea, poi ve lo dirà, a me piace tutela processuale, te lo dico Andrea, tutela processuale e tutela procedimentale, che è quella che il mondo, il comparto sicurezza e difesa chiede e invoca. L'altra cosa che dico invece, e riprendo le ultime affermazioni del capogruppo di Riccardo e quello che diceva prima Fellone, oltre a un impegno normativo, il decreto sicurezza è uno strumento normativo costruito dal basso, perché la sicurezza è un patto sociale che non si impone dall'alto, ma si costruisce dal basso, ascoltando i sindacati, le forze di polizia, i sindaci, gli amministratori locali, le organizzazioni di categoria. Lo si costruisce esattamente dal basso e accanto allo strumento normativo del decreto sicurezza dare rafforzamento e potenziamento agli organici delle forze dell'ordine da tanti e troppi anni falcidiati dalle politiche di sinistra, perché va detto che i tagli al comparto sicurezza, difesa e agli organici sono stati fatti dai governi di sinistra. Questo governo ha invertito la tendenza, quindi non tagliamo ma assumiamo. E 100 milioni all'anno per 10 anni fino al 2032, 1 miliardo di euro per rafforzare gli organici, per rafforzare gli incrementi, per garantire il turnover e per garantire le assunzioni straordinarie, va esattamente in questa direzione. Vale per le forze di polizia, tutte, ivi compreso ovviamente la polizia penitenziaria. Dal 2022, da quando questo governo è entrato in carica, sono oltre 30.000 le assunzioni che abbiamo fatto. Quest'anno saranno oltre 13.000 e per la Polizia di Stato, che poi è quella che io seguo direttamente, saranno 4.700 assegnazioni, 1.200 entro giugno e poi altri 3.500-3.600 tra ispettori e agenti, quindi ragazzi giovani e formati, gli ispettori che hanno invece una preparazione superiore, che fanno attività info-investigativa, quindi saranno quasi 5.000 immissioni solo per la Polizia di Stato che verranno fatte sia per le questure che per i commissariati che per le specialità della polizia. Il decreto sicurezza lo definisco in un modo, che è il decreto degli italiani per bene. Grazie. Adesso diamo la parola al sottosegretario Ostellari. Grazie. Facciamo un applauso anche a Fellone. Grazie Antonio. Guardate, oggi quindi dedichiamo questa giornata, questo appuntamento a voi, alla Polizia Penitenziaria. Guardate, io nel corso di questi 2 anni e mezzo, ovviamente tanti di voi mi hanno visto insomma anche sul campo, in alcuni istituti, insomma parecchi istituti, devo dire, ho fatto parecchie visite e ho imparato sul campo, come diceva Nicola Molteni,
perché questo lavoro si impara sul campo. Ho imparato sul campo cos'è la polizia penitenziaria, in particolare. Quale lavoro straordinario fate ogni giorno? Ho imparato ovviamente guardando, ma soprattutto parlando e ascoltandovi, perché ogni visita ovviamente arricchisce, ogni occasione fa imparare poi alla politica qual è il problema, qual è l'obiettivo e come potrebbe arrivare la soluzione. Ecco perché giustamente Nicola Molteni diceva: questo è un lavoro che è partito dal basso. È un lavoro che è partito dal basso ascoltando voi, cercando di ridare dignità alla polizia penitenziaria per prima, cosa che mai prima era stato fatto, senza adesso attribuire colpe specifiche a qualcuno, ma insomma mi pare abbastanza evidente che i governi di sinistra abbiano solamente parlato e agito poco. Almeno sotto questo... Parlato sì tanto, tagliato sì tanto, fatto pochissimo. E fatto pochissimo anche nell'ambito della cosiddetta rieducazione. E poi andiamo sul punto. È un lavoro il vostro straordinario perché voi fate ovviamente sicurezza all'interno, ma nessuno ha mai sottolineato la grande forza che voi impartite nella vostra funzione per la sicurezza all'esterno. Perché il vostro lavoro all'interno è propedeutico a ciò che accadrà poi fuori, perché le persone detenute prima o dopo escono. E se escono rieducate, il merito è ovviamente vostro. Certo, da dividere con tutta la famiglia della macchina organizzativa che riguarda la rieducazione, la funzione della pena, benissimo. Ma se si vince in questa partita, ovviamente il beneficio ce l'ha anche chi sta fuori. La società che noi vogliamo ovviamente migliore. Una funzione quindi altissima, la vostra, complicata, dove all'interno ovviamente vi trovate spesso da soli. Ma questo governo insomma ha invertito un trend di marcia negativo. E nei 2 anni e mezzo siamo a circa 10.000 assunzioni. Se nel passato i governi precedenti avessero fatto la stessa identica manovra che abbiamo adottato noi oggi ci troveremo sicuramente in una posizione migliore. Questo non è avvenuto, ma è sicuramente il bicchiere oggi è più pieno rispetto a quello che abbiamo trovato quando siamo giunti nel 2022. E questo lo sapete benissimo voi, lo sanno benissimo i vostri colleghi che lavorano ogni giorno all'interno degli istituti. Abbiamo bisogno ovviamente di tempo per raggiungere l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è quello di vedere la curva delle assunzioni coprire totalmente e superare totalmente quella dei vostri colleghi che magari vanno in pensione. Ma questo è stato un errore strategico di visione commesso nel passato. Oggi quindi noi questa partita la vinceremo. La vinceremo e vedrete ovviamente che si comincerà ad ottenere il risultato finale in maniera positiva tra un paio d'anni. Ugualmente voi lavorate all'interno di strutture fatiscenti. Quello che abbiamo trovato nel 2022 è qualcosa di orribile. Io ricordo fine 2022, il 26 dicembre del 2022, evasione dal Beccaria, un IPM minorile, ma sempre IPM è, e sempre misura custodiale è. Ci fu un'evasione di 7 ragazzi ed evasero grazie sostanzialmente o a causa di i lavori fermi da 10 anni che non andavano avanti, non si concludevano, passando da un buco che si era sostanzialmente creato o che avevano creato all'interno quindi di quella parte esterna del carcere. Beh, siamo andati e che cosa abbiamo fatto? Di sicuro non ci siamo messi a denunciare nessuno. Ci siamo rimboccati le maniche e grazie al lavoro anche importante del MIT abbiamo riavviato i lavori e
abbiamo reso l'IPM Beccaria finalmente l'IPM che tutti si aspettano. Certo, c'è ancora da fare, ma quello che abbiamo trovato nel 2022 oggi è qualcosa di assolutamente diverso, nuovo, innovativo, con persone competenti che stanno lì anche al comando, al vertice di quel IPM, con finalmente un direttore, finalmente un comandante. E così abbiamo fatto poi su tutto il resto. E l'opera che stiamo facendo di risistemazione delle strutture è ovviamente un'opera importante, lo sapete benissimo meglio di noi, è un'opera che ha necessità di una progettazione che sarà velocizzata grazie alla nomina del commissario straordinario che ovviamente abbiamo fatto, che porterà dai 6 agli 8.000 posti in più nel giro di 2 anni. Questo ovviamente consentirà di fare che cosa? Di lavorare meglio, voi, di abbassare anche l'indice del sovraffollamento che comunque abbiamo e di operare quindi in quella prospettiva di esecuzione penale seria e obiettiva. Nel DL sicurezza abbiamo voluto inserire alcuni strumenti che abbiamo ritenuto con Nicola Molteni fondamentali per tutelare la vostra azione. Uno di questi ovviamente è quello della tutela legale, che vale per tutti, ma io direi, visto che parliamo di polizia penitenziaria oggi, vale soprattutto per voi. Questa è un grandissimo obiettivo che abbiamo raggiunto, perché erano anni che si parlava di questa tutela legale, frazionata, i tentativi erano stati più svariati e improvvisati. Oggi finalmente è una struttura di sistema che consente a ognuno di voi di poter stare tranquilli, almeno sotto il profilo della tutela legale, quindi una garanzia che il vostro corpo ha. E poi il reato di rivolta. Il reato di rivolta è il primo passo che si innesta nel successivo, che è quello di andare a migliorare significa non penalizzare qualcuno più debole, ma migliorare quella norma sulla cosiddetta reato di tortura. E aggiungo la già prima delineata bene il capogruppo Molinari nel testo che avete sicuramente letto anche voi, l'ultima parte, dall'articolo 34 in poi, non l'ha letto nessuno. Perché quella parte invece non parla di repressione, ma parla di speranza. E parla della possibilità che noi stiamo dando non solo ai detenuti, ma a voi, di completare quell'opera che, come vi ho detto prima, corrisponde alla necessità di creare sicurezza. Dove? La fai all'interno per poi portarla all'esterno. Il 98% di chi impara un mestiere all'interno del carcere, poi quando esce non delinque più. Questi sono i dati. E allora, se vogliamo davvero restituire dignità e restituire speranza obiettiva, oggettiva, noi dobbiamo investire su questo. Certamente un lavoro complesso e lungo, ma la strada è tracciata. E ancora direi, noi ricordiamo in questi 2 anni e mezzo, e vado verso la conclusione, che cosa abbiamo fatto, proprio ascoltando voi. La chiusura dei circuiti. All'interno nei nostri istituti noi abbiamo la media sicurezza, l'alta sicurezza, i 41 bis, sapete benissimo meglio di me a cosa mi riferisco. Prima del nostro arrivo esisteva la cosiddetta sorveglianza dinamica. Le celle erano aperte e all'interno delle sezioni avveniva e si creava un microcosmo, un microgoverno gestito non più dallo Stato, ma dai detenuti più forti. E questo è inaccettabile. Quindi noi non abbiamo fatto altro che riportare le regole e il rispetto all'interno anche dei nostri istituti di pena, chiudendo quindi i circuiti di media sicurezza, ovviamente chiedendo l'adesione completa alle circolari per quanto riguarda l'alta sicurezza e dicendo anche chiaramente che
questo governo, noi in particolare, intendiamo non modificare il regime 41 bis, che è un regime importantissimo a tutela non solo vostra interna, ma a tutela anche di chi ovviamente sta fuori. Ricorderete benissimo tutti i casi che abbiamo vissuto in questo nostro paese. Abbiamo introdotto le divise per voi all'interno degli IPM. All'interno degli IPM, pensate, la polizia penitenziaria doveva entrare senza la divisa, quasi fosse una macchia. E questa era quindi l'idea della sinistra. Questa è l'idea della sinistra, nascondere la polizia penitenziaria. No, invece noi abbiamo voluto mettere le divise alla polizia penitenziaria anche all'interno del circuito minorile, perché la divisa è un segnale, la divisa è lo Stato. La divisa quindi consente di avere anche e di continuare nel rapporto ovviamente rieducativo, soprattutto per i minori. Nessuno deve usare la divisa per altri scopi, se non quelli che sono determinati e sanciti per quanto riguarda la vostra attività. Ma questa è un'operazione anche di comunicazione che abbiamo voluto fare e ovviamente sempre ascoltando voi. E ancora nuove strutture anche per quanto riguarda il minorile. Per la prima volta in questo nostro paese, in precedenza venivano chiusi. Noi li stiamo riaprendo, ma non perché vogliamo mettere in galera i bambini, non perché vogliamo mettere in galera i ragazzini, ma per permettere all'esecuzione penale minorile di dare effettività. Quindi apriremo a breve l'IPM di Rovigo, l'IPM dell'Aquila e l'IPM di Lecce. Inoltre, oltre a questo, abbiamo, grazie anche alle collaborazioni delle nostre regioni, in particolare la prima è stata la Lombardia. Con la Lombardia abbiamo aperto anche 3 comunità socio-rieducative, perché anche i ragazzi hanno problemi di pluridipendenze. E il problema della dipendenza, che sia dai social, che sia da sostanze o che sia psichica, va prima di tutto curata. Il carcere ovviamente non può diventare la discarica sociale e voi non siete ovviamente dei medici. E ancora sul tema dell'esecuzione penale, quindi da svolgere nel paese di origine, su questo stiamo lavorando. È uno dei temi più complessi perché ovviamente abbiamo bisogno di rapporti diretti con i paesi che devono dare la loro disponibilità in qualche modo. Ma con Nicola Molteni ci siamo e stiamo al lavoro per cercare di velocizzare le procedure di identificazione. Le norme già esistono, magari si potranno migliorare, magari si potranno potenziare, ma credo che anche quella sia una strada utile. Così come un'altra strada utile è e deve essere la risposta che noi dobbiamo dare ai circa 19.000 detenuti che noi abbiamo all'interno dei nostri istituti, che sono diagnosticati o meno tra tossicodipendenti e psichiatrici. Allora, le REMS, qualcuno le aveva pensate in alternativa rispetto agli ospedali psichiatrici, ma se sono un'alternativa però bisogna farle. E allora su questo ovviamente abbiamo un tavolo aperto con Salute e il nostro obiettivo ovviamente è che a quel problema si dia una risposta seria. Bisogna togliere le persone con problemi psichiatrici all'interno dei nostri istituti. Perché sono quelli che poi ovviamente aggrediscono di più, che non partecipano alle attività trattamentali e che causano quindi tanti problemi di gestione all'interno dei vostri istituti. E per concludere, direi, noi dobbiamo sicuramente fare questo passo ulteriore, Nicola. Tutela processuale. La tutela processuale non è uno scudo. Voi non avete bisogno dello scudo, ovviamente, da un punto di vista totale dalla legge. Voi però avete bisogno, così come la polizia fuori, avete bisogno anche voi di una tutela processuale che sia in grado di non più iscrivere la gente nel registro degli indagati, quindi come fosse una macchia, ma effettuare l'accertamento necessario
in tempi rapidi e soprattutto quando c'è la presenza di una causa di giustificazione, che avviene sempre ovviamente nell'ambito dello svolgimento del vostro compito. Questo è quello che stiamo cercando di fare, questo è quello che la Lega propone, questo è quello che con Nicola stiamo cercando di portare a termine, ovviamente nell'arco dei prossimi mesi, ma se fosse per noi lo faremo anche subito. Chiaro che dobbiamo poi confrontarci anche con le altre forze di maggioranza, ma questo è un obiettivo, così come l'altro obiettivo sono gli strumenti. Si è parlato tanto anche dello strumento del TASER all'interno dei nostri istituti. C'è sicuramente qualcuno che è contrario, anzi, tanti che sono contrari. Noi invece riteniamo che lo strumento del TASER, disciplinato bene, possa essere uno strumento valido e a tutela vostra, ma anche a tutela ovviamente dei detenuti stessi, perché molte volte le rivolte che avvengono sempre per una determinata forma di protesta organizzata al proprio interno. E allora voi dovete avere lo strumento necessario per poter agire. Ora, se non sarà il taser come lo intendiamo, quello usato all'esterno, la tecnologia poi qui ci viene in aiuto, ma uno strumento utile, similare a quello, sì. E credo che questo possa essere anche introdotto all'interno di questa battaglia che appunto abbiamo evidenziato a voi adesso per punti, quindi maggiore tutela processuale, maggiore tutela strumentale e continuare ovviamente nell'opera di riorganizzazione totale dei nostri istituti, siano questi per gli adulti, siano questi per minori. Non abbiamo fatto altro che puntare sul ritorno delle regole e sul ritorno del rispetto verso lo Stato e verso chi rappresenta lo Stato. Continueremo su questa strada e insieme vedrete che raggiungeremo questi obiettivi. Grazie. Volevo chiedere se qualcuno magari vuole fare qualche domanda, intervento. Sì, vediamo dietro. Chi è che c'era il microfono? Eccolo. Buongiorno, sono Elettra Palmieri, vengo dalla Sardegna, ex funzionaria giuridico-pedagogica. Vengo meno al mio mandato, però io chiederei di farvi partecipe di una limatura del diritto penitenziario e una limatura della 354 del 75. Ci sono troppe vie di uscite che inefficiano la certezza della pena. Tutto qui, grazie. Qualcun altro? Salve, sono Paola Lomere dell'Ansa, volevo farvi una domanda, l'avrei fatta al vice premier Salvini ma è andato via, immagino che abbiate la risposta voi. Lui ha detto che un obiettivo della Lega adesso sarà precisare e circoscrivere il reato di tortura. C'è già un progetto vero e proprio, come intendete farlo, in che modo? Grazie. Non abbiamo, allora, per quanto riguarda l'ultima domanda, non abbiamo ancora noi un testo definitivo, ci stiamo ovviamente lavorando. L'idea, come vi ho detto, è quella di coinvolgere le parti interessate, quindi Polizia Penitenziaria in primis, ma non solo, e lavorare su un miglioramento, non una esclusione del testo, ma un miglioramento di quelle ipotesi già oggi oggetto di numerose critiche. Per quanto riguarda invece la prima domanda, funzionario pedagogico, giusto? Beh, allora, innanzitutto ricordiamo anche il grande lavoro che fanno i funzionari pedagogici e ricordiamo anche che questo governo, ad esempio, non ha solo assunto nuove unità di polizia penitenziaria, ma ha quasi coperto
la pianta organica dei funzionari pedagogici, che sono fondamentali, utilissimi, proprio in quella funzione di rieducazione della pena. Sono coloro che poi alla fine osservano, scrivono le relazioni per detenuto, che contribuiscono quindi con gli psicologi, tutta l'equipe a dare quel sostegno che ovviamente è necessario per cercare di portare a termine un fine pena adeguato. Guardi, noi abbiamo detto sempre di no all'aumento degli sconti di pena, ma l'abbiamo fatto non per ragioni ideologiche, l'abbiamo fatto sempre per ragioni tecniche e giuridiche e di rispetto anche e soprattutto nei confronti dei condannati e anche ovviamente, se volete, delle vittime, che hanno diritto ovviamente ad avere uno Stato che è serio e credibile anche nella esecuzione della pena. L'abbiamo fatto consapevoli che un vero percorso di rieducazione è l'unico che può permettere di riportare quel determinato soggetto che ha sbagliato a rientrare nella nostra società non ricommettendo più reati. Perché se noi facciamo banalmente svuota carceri, certamente risolviamo un problema, che è quello del sovraffollamento. Questo è chiaro. Ma non facciamo altro che rimettere all'interno del circuito della nostra società soggetti che non hanno a volte speranza, che non hanno a volte domicilio, che non hanno a volte un'alternativa rispetto al ritorno all'interno del circuito criminale. Ovviamente non tutti, ma la grande esperienza che abbiamo avuto nel passato, leggendo anche i dati, questo ci porta a dire. Quindi il detenuto non ha bisogno di facili illusioni. Come lei benissimo sa nel suo lavoro quotidiano, il detenuto ha bisogno sicuramente di regole, di certezza, di non avere disuguaglianze rispetto agli altri detenuti e però noi chiediamo con altrettanta franchezza che il detenuto sia in grado di rispettare lo Stato e di rispettare voi, di rispettare la polizia penitenziaria, che è lì non certo per chiudere qualcuno all'interno della cella, ma è lì per rispettare i diritti di tutti. Perfetto. Ecco, ne approfitto per salutare tutte le OS oggi presenti con i segretari generali, il dottor Pelliccia che interviene adesso, ma abbiamo il dottor Santini del SINAPPE, il dottor Manna sempre SINAPPE, poi abbiamo USPP il dottor Laura e il dottor Giuseppe Moretti che è di là, quindi mettere insieme tante OS è importante. Il dottor Frase della CISL che ringrazio, tra l'altro è un amico ma è ricoperto. Quindi grazie veramente a tutti, prego. Grazie. Domenico Pelliccia, Federazione Sindacale Autonoma, CNPP. Grazie per questo convegno che avete fatto e per l'opera che state facendo in questi anni, perché effettivamente le assunzioni si sono viste, sono state anche per le altre figure dell'amministrazione penitenziaria. Dunque io volevo dire tre cose dalle quali sottosegretario magari la domanda la ricavate voi, perché sono tre considerazioni diciamo di vita reale. Ho sentito la giornalista dell'ANSA che magari con preoccupazione chiedeva sul reato di tortura. Oggi non ci sono tutele per chi opera in istituto dalla parte diciamo dello Stato per prevenire un'incriminazione che a volte diciamo, è basata su scarsi elementi probatori, perché la fascinazione di questo reato porta immediatamente comunque all'iscrizione sul registro degli indagati. E ce ne sono tanti di casi che abbiamo subito. Allora, in questa situazione, mentre attendiamo una doverosa riforma, perché ricordo ai presenti che addirittura è stato diciamo, attivato una volta il reato di tortura psicologico, che io chiederei bene che cosa un magistrato cosa vuole dire con questa affermazione. L'attivazione delle bodycam potrebbe risolvere questo problema, ma l'attivazione delle bodycam non riguarda soltanto la politica, perché lo avete scritto, riguarda anche l'amministrazione, che si deve fare parte diligente e non può mettere paletti una volta al garante, una volta alla privacy, perché le telecamere fisse con le quali attraverso le quali sono stati diciamo incriminati tanti colleghi esistono già
con la bodycam il problema si risolve, perché fa da tampone a quello che realmente accade. Per quanto riguarda le premialità, parlavamo prima col generale D'Amico del periodo di Nicolò Amato. Per quanto riguarda le premialità, non è che bisogna avere paura di premiare la popolazione detenuta, ristretta, perché ben venga. Bisogna però ritornare al concetto che ti premio se ti comporti bene, se rispetti le regole. Quindi il rispetto delle regole è più importante della paura di premiare. Posso darti anche grandi premi, anche grandi sconti di pena, ma mi devi dimostrare che stai facendo un percorso effettivamente di rispetto e di recupero, cosa che attualmente in questi ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni, c'è stata un'involuzione. Grazie per il lavoro che avete fatto e che fate continuamente. Grazie, grazie. Ne approfitto per salutare, comunque, avere oggi qua delle istituzioni della Polizia Penitenziaria. Abbiamo il generale D'Amico, che tutti conoscete, ex comandante del GOM, l'istituzione, e il generale Costantini, ex comandante del NIC. Grazie veramente per essere presenti. Qualcun altro? Domande, considerazioni? Niente. Ne approfitto per salutare una persona a me molto al cuore, ma che sta a cuore a tutti gli appartenenti del corpo, perché per il nostro corpo e per lo Stato ha rischiato di morire, è stato ricoverato tantissimi mesi per sventare un'evasione all'istituto, era appartenente all'istituto di Milano San Vittore, ma è accaduto all'ospedale di Milano, e abbiamo con noi il collega amico Carmine De Rosa. Grazie Carmine. È una situazione che noi teniamo a cuore, perché veramente stava rischiando la vita per evitare l'evasione di un detenuto all'ospedale di Milano. È stato in coma e ricoverato un bel po' di mesi, quindi siamo veramente felici di averlo tra noi. Ne approfitto per salutare anche il nostro pluricampione olimpico Vincenzo Mangiacapre. Ciao, grazie Vincenzo. Niente, quindi se non ci sono altre domande o considerazioni, io sono veramente contento perché è stato un bell'incontro, è emerso tanto, c'è stata partecipazione. Ringrazio ancora a voi per averci onorato della presenza. Noi continueremo sul territorio, perché la gente deve sapere quello che fa la Polizia Penitenziaria, chi è la Polizia Penitenziaria, e soprattutto deve sapere e capire che, come ho detto all'inizio, noi siamo un corpo di serie A, quindi, e per tale ci devono e dobbiamo meritare rispetto. Grazie a tutti voi, perché capisco che oggi ognuno di noi aveva da fare, perché comunque è una giornata lavorativa. Buona giornata a tutti, grazie. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea